Dicevo grazie, benvenuti a tutti e a tutte. È con vero piacere e anche con grande orgoglio che per la prima volta siamo qui a rappresentare una ricchezza che il museo ha acquisito nel corso degli ultimi anni, e cioè l'archivio di Ardito Desio. E qui va ringraziata sicuramente la famiglia Desio che ci ha privilegiato di questo onore e anche dell'associazione Desio, come anche un ringraziamento al già collega Muscio, responsabile del museo, che ha accolto questa occasione. È bello accogliere nel museo dove Desio, non in questo museo, ha iniziato tutto il suo percorso. Museo di Milano, e anche ha talmente colto l'importanza e la capacità del museo di essere mezzo di conoscenza quando è stato chiamato ad allestire il museo di Tripoli. E ha colto anche l'importanza di, come dire, di raccogliere intorno a sé una pluralità di esperti affinché le conoscenze scientifiche possano essere a 360 gradi. Non finirà qui il nostro percorso con l'archivio, perché è previsto anche ulteriori 2 tappe, una a favore di tutti gli esperti e partecipanti dei musei, educatori, museologi, nell'illustrazione delle foto che Ardito Desio ha fatto in quel della Libia. L'altro percorso è la digitalizzazione dell'archivio, che verrà poi riportato sulle, noi la chiamiamo teche, grazie alla collaborazione con la nostra biblioteca Ioppi e soprattutto al contributo che ha dato il Ministero della Cultura, affinché appunto l'archivio possa essere conosciuto non necessariamente soltanto nel nostro museo, ma tutti i cultori e tutti coloro che avranno il piacere di conoscere o approfondire l'esperienza di Ardito Desio. Ringrazio tutti, ringrazio ovviamente la collega Paola Visentini di aver organizzato questo convegno. Grazie e buona prosecuzione.